Buongiorno a tutti, eccoci qua di nuovo in diretta, pronti per un ultimissimo live caffè domenicale, perché ormai abbiamo talmente tanti impegni che non si riuscirà a fare sempre. È impossibile, rischiamo la fustigazione per non dire altro. Dove siamo? E questa torre qua non è pendente, la torre non è pendente, quindi non allora sta vi facciamo cadendo, sbirzare una cosa, non sta guardate, guardate cosa c'è qua, non so se si vede, lo vedi? Ecco, lo vedete? Il buon Eccolo Davide, là. quello è il buon Davide, ecco, che ormai si è praticamente deliguato, non entra più in diretta perché ha paura di essere non ti stavano guardando né sentendo. Non importa, ridici. Sentite, ridici, il buon Davide ormai si è defilato, no? Naturalmente. Ma lui alle 9 ha queste. Adesso parliamo però seriamente. Per il Panzal si presenta. Questi sono appuntamenti importanti, quindi bisogna essere onesti, no? Certo, quindi, certo, importantissimo. E quindi ci dispiace non averlo con noi, speriamo se dopo riusciamo a beccarlo al volo. E intanto cosa c'è da dire? C'è da dire che l'Italia ieri ha vinto 4-0 contro Malta, prevista da noi naturalmente. Perché magari svegliamo qualcuno, quindi esatto, ci sarà anche piano, certamente. Comunque ha vinto 4-0 con doppietta di Berardi, primo gol di Bonaventura e alla fine il buon Frattesi e ha fatto il quarto gol consecutivo, per cui vuol dire è veramente in buonissima forma. Buona questa partita perché naturalmente si rimette sulla classifica e adesso si va. Però l'Ucraina ha vinto 2-0 contro non vuol dire niente, hanno una partita comunque in più rispetto a noi, e detto questo però martedì Inghilterra-Italia è quello che dicono, adesso c'è l'Inghilterra, Malta-Ucraina, e vedremo quello che succede naturalmente, anche se i maltesi sono mezzi italiani, ricordiamocelo, perché ho capito, però non lo so, ci faranno un piacere, non si sa, non credo. Per me vince assolutamente l'Ucraina. L'Italia deve almeno puntare, non dico vincere sarebbe il top, almeno pareggiare. Certo, buongiorno da Torino, ciao Marco, tra poco tappa al Museo Egizio, quindi anche lì buona domenica a Marco e Elderisa. Ringraziamo anche Francesco, non lo vedo se vorrà venire online. Intanto ci dici qualcosa di tennis? Allora dopo intanto andiamo a vedere rugby. che oggi alle ore 10:30, quindi a brevissimo, fra un'ora e mezza circa, ci sarà la finale di Shanghai in Cina. C'è ATP tra Rublev e Urkac, quindi il russo contro il polacco. Successivamente poi ci sono delle finali, una si sta già giocando che è quella femminile, naturalmente a Seoul in Corea, Pegula contro la Hwan, e in questo momento un 7-0, 3-0 per la Pegula, quindi teoricamente è avvantaggiatissima. Poi a Hong Kong Fernandez, la Fernandez finalmente ritorna in finale dopo tantissimo tempo contro la Siniakova. Insomma, vedremo quello che succede. E poi super tennis, no? Per e vedere. poi avremo mentre la adesso Krejcikova, c'è la MotoGP che sta correndo, e l'ultima finale sarà quella di Zhengzhou, insomma quello che sono le pronunce cinesi, contro la Krejcikova contro la Zheng, che ieri ha battuto la nostra Paolini, purtroppo. Peccato. Sì, anche la Trevisan out, no? Avevamo detto comunque nel nostro appuntamento purtroppo settimanale ci hanno dato questa brutta notizia, si fa per dire, naturalmente. Poi ci sono tantissime finali, ve ne voglio segnalare una dei Challenger di Malaga, dove ci sarà il nostro Bellucci in finale contro il francese Blanchette. Benissimo, quindi forza Bellucci. Questo per quanto riguarda il tennis, o hai altro da aggiungere? No, niente di particolare. Poi settimana prossima ci saranno vari tornei che vi invitiamo a rivedere la puntata di ieri, naturalmente, ma insomma tutto tace. Ecco, rugby ti dico solo due notizie, purtroppo male per l'Europa perché hanno perso sia il Galles che l'Irlanda, festeggiano Argentina e Sudafrica che sono in semifinale, oggi gli altri due quarti della Coppa del Mondo che si sta disputando in Francia. Questo per quanto riguarda il rugby. Ci piace parlare anche di calcio 5, lo avete capito, c'era la nostra intervista che abbiamo messo online giovedì. Stai buono. e abbiamo portato bene. Sì, benissimo, perché 9-2 il Maccan ha vinto, ma iniziamo dalla D2 Elite. Il Pordenone purtroppo ha perso 9-6 in casa. Mannaggia. All'esordio stagionale casalingo contro a Torre. Non ci hanno chiamato là, e quindi no, ma ci andremo perché c'è già arrivata la chiamata, te lo anticipo, non lo sapevi, ma andremo anche lì. Portiamo bene, dai. E quindi il Pordenone purtroppo ha perso 6-9 in casa con il Piacenza. Quindi per il momento 2 sconfitte in
questo inizio di campionato, ma si può recuperare. Mentre abbiamo portato bene al Maccan Prato in A2, perché in A2 nazionale, a Villorba ieri cosa è successo? No, che è ha vinto, A2 per il Maccan, vittoria più larga siamo ben della contenti. prima giornata. Madonna, è perché è un esordio difficilissimo poi alla fine, fuori casa, così con la squadra che era già in A2, insomma, una certa esperienza, però direi che i ragazzi si sono comportati veramente bene. Complimenti al Maccan e complimenti a loro, insomma. Ecco, poi c'è da segnalare anche in Serie C, per quanto riguarda le pordenonesi, ho visto che anche l'Araba Fenice ha vinto 8-2 nel campo della Clark Udine, mentre mercoledì a Grado scenderà in campo l'altra rappresentante pordenonese, che è il Futsal Pasiano. Ecco. Devo dire che la bellezza di questo sport è che sono tutti nomi eccezionali, no? Ricordano sempre qualcosa. No, ma perché c'è una storia esatto, dietro, no? E la racconteremo pian pianino, dove e quando la racconteremo? Il sabato alle ore 13:45 con Calcio 5 Show. Logo pronto, quindi vi stupiremo. Musichetta ancora no, ma ci proviamo. Vi stupiremo. Dai. E a proposito di futsal, c'è lo Scafati Futsal che però non è venuto in diretta, vediamo se viene in diretta, perché lunedì, cioè domani, no? Adesso sto perdendo un po' la cognizione del tempo qua tra presentazioni, interviste, vabbè. Ricordo che mancano 4 minuti alla fine della trasmissione, giusto così per dire. Giusto per mettermi un po' di pepe, insomma. Comunque dicevo che domani partono i campionati di calcio 5 amatoriali, certo, e ovviamente saranno poi la traccia che seguiremo per fare la trasmissione, a cui sicuramente già abbiamo degli ospiti alla prima puntata, non te li dico perché insomma se no ti svelo tutto, certamente. Cioè sveliamo tutto, non ci seguono, no? Quindi adesso Francesco, voi dello Scafati Futsal che giocherete in Serie C del CSI di Pordenone, com'è, diciamo, come si può dire, quali sono le sensazioni, no, prima dell'inizio del campionato? Ciao Francesco. Intanto come stai? Ragazzi, bene, esatto. bene. Questa è la cosa più importante, insomma. Bene. Ecco. Com'è la sensazione a pochi attimi? Quando giocate la prima partita? Allora, finalmente si parte giovedì alle 9:30 in casa. E noi non ci saremo, male, molto male. Vabbè, questo è oggetto di dibattito, insomma. Francesco ci aveva fatto una boutade, ma ovviamente non possiamo al momento ragazzi, garantire. Se non ci ha proposto, vabbè. Dai, fallo parlare, raccontaci com'è la squadra, come si è allenata. No, allora, bene, allora, tutte le amichevoli al momento, a parte che le amichevoli non conta nulla il risultato, ma solamente allenarsi e fare gruppo e fare squadra. Comunque le amichevoli... Ho visto, aperta e chiusa parentesi, ho visto una bella foto nel vostro profilo, tra l'altro. Sì, grazie. Sì, abbiamo fatto giovedì... Una foto seria, tutti messi ufficiale, che dopo posto. consegneremo a tutti i nostri sponsor, per ricordo. E lunedì quindi domani abbiamo l'ultimo allenamento, e dopo giovedì abbiamo la prima in casa contro il Green Planet. Tosta. Sai chi è l'allenatore del Green Planet? Bravissimo, che è una nostra vecchia conoscenza, almeno mia, in particolare, mio ex allenatore. Del calcio... Del panorama calcio 5 provinciale, sì, assolutamente. Se non regionale, ecco, addirittura, potremmo dirlo, senza nulla togliere a Rudy. Non conosciamo la squadra, conosciamo il mister, ecco, quello sì. Sicuramente se lui il mister vuol dire che giocatori ci sono. Sì, assolutamente. Guarda, aspettati, sicuramente conoscendolo, aspettati sicuramente una gran prova dal punto di vista tattico da parte loro, poi bisogna vedere che elementi hanno, ecco. Però sicuramente avrete un esordio che di per sé non è mai facile, la prima partita di campionato, quindi avrete un esordio, direi, piuttosto molto forte. Ecco, 2 battute giusto con Francesco, poi chiudiamo. No, volevo salutare Andrea e dire di smetterla di continuare a sfottere l'Inter, perché poi alla fine... Perché c'è l'Italia che c'è esatto, tutte le cose ritornano al pettine, tu che almeno ancora 4 cappelli ce li hai, e quindi smettila di continuare Francesco, allora dai l'appuntamento per chi vuole venire a vedervi, e ti aspettiamo sabato, sei uno dei nostri ospiti. Confermi? Sì. Benissimo. Beh, allora, sì, ci sono.
volevo ricordare adesso a te, ma a tutti quanti gli ospiti che ci saranno ospiti spot, non starete tanto in linea, cioè Faremo dei ping pong. ping pong Sì. perché naturalmente avremo Dobbiamo dare non spazio, abbiamo più dobbiamo dare finestre. spazio a tante persone. Ecco, quindi questo sarà, lo dico non per te, ma lo dico per tutti, faremo delle cose spot proprio per questo motivo, perché sennò avremo 50.000 e dopo diventa complicato far parlare uno piuttosto che l'altro. Giusto, giusto. Questo è quanto, io direi che ci Andiamo, siamo. aspetta, Scusa. prima di mandarlo via, che No, lui. deve dire dove andare a vederlo e ovviamente ce l'abbiamo Ma come ospite. senza YouTube e Sportissimo Channel, dove vuoi andare a vederlo? No, Scusa. vabbè, Allora. faranno una diretta su Facebook, non lo so, che Instagram. ne so io. Instagram. Instagram, vedi che la fanno. Per forza. Con chi pensi di parlare? No, Max? Non so. Parliamo con gente seria che ci tiene alla sua squadra, questo è poco mai sicuro. Allora, Dimmi. giovedì vi invito tutti, invito anche voi, vi ho già invitati, ma immagino No, giovedì che sarà impossibile super purtroppo, impegnato. mi No, dispiace. adesso noi scherziamo, però io finisco alle 9 di lavorare, puoi immaginare, Ah, insomma, ok. lo vedo difficile essere lì presente. Comunque giovedì 21:30, Villa d'Arco, Sì. località Villa d'Arco, che è la frazione di Cordenons. Palestra Ok. Giuseppe Grizzo G. Grizzo di Villa d'Arco, insomma. Ecco, Bene. quella tra l'altro mi manca, è uno dei pochi campi dove non ho giocato, è una costruzione bello. recente, vero? Sì, l'hanno Ecco. diciamo terminata 3 anni fa, e infatti noi 3 anni fa siamo entrati, l'unica squadra, tra l'altro sono orgoglioso di questo, l'unica squadra calcio a 5 che gioca lì. Ma dove si fermano queste mosche? Sempre sulle zecche? Non lo so. No, vabbè, purtroppo qua è il Vabbè. campanile che è così. Campanile. Di La Madonna torre di Rosa. Pisa. La Ah, torre, non è- magari la torre di Pisa. Insomma, saremmo andare... Aspetta, storcila un po', storcila. È lei. Ma non è proprio lei. Sei tu che sei storto, ma non... Quello sicuramente. se dico- Francesco, grazie, ci Buona vediamo sabato. Buona Buona domenica. domenica e purtroppo neanche tu stai guardando la MotoGP. Volevo chiudere con una notizia al volo, cosa stava succedendo. Speriamo in bagnaia, cosa ti devo dire? Perché Martin è veramente tosto in questo momento. Il Adesso fratello vado a di vederla. Valentino. Dai, Valentino. buona visione, buona domenica a tutti. Forza Scafati, te lo dice anche Andrea, e quindi avrete un tifoso da Roma in più. Grazie Ecco. Andrea. Grazie a voi, grazie a Ciao, voi. ciao ragazzi. Grazie Francesco, a presto, buona domenica a tutti.